Amici bellini, allora, con molta calma faccio questo video volantissimo. In realtà avevo in testa, visto che premevano le notizie su Dovvik, le notizie, sempre le voci che si rincorrono su Dovvik, avevo intenzione di fare un approfondimento tecnico sull'attaccante della Roma, però forse possiamo aspettare. Faccio questo video perché è arrivato il tweet di Romano e di Moretto, pure Romano, proprio per dare ancora più importanza, sull'offerta ufficiale per Elmas. Ora io faccio il video proprio perché mi stanno arrivando tutte le notifiche dei messaggi privati, perché quando si parla di Elmas ovviamente impazzisce i miei DM impazziscono completamente. Io vi ringrazio per esservi iscritti al canale, qualcuno che può apparire adesso, benvenuto, iscriviti con fiducia perché non mordo, semplicemente lancio delle ipotesi, do la mia opinione e leggo poi la vostra, e quindi con i vostri like, veramente lasciate molti like per questo qua, perché sto per dire una cosa che potrebbe essere un po' controversa, ma dovete capirmi, spero che si senta, magari lo mantengo sai, i microfonini. Dici, che fai per lavoro per metterti questa macchina? Come sono odiosi quelli là. Allora, con molta calma, io mi sono segnato tutto, le cose di cui si sta parlando. Allora, prima di tutto, restiamo in piedi con Oilund, no? Che è tra quelli di cui si è parlato, ovviamente l'operazione più bella, più affascinante, più importante, più prospettica anche, e quindi teniamolo come possibilità. Ovviamente ci sono notizie discordanti, qualcuno ci fa sapere che il Milan sta pressando per convincere il ragazzo e altri stanno dicendo che il Milan vira potentemente su Boniface o Boniface e quindi poi si dice vabbè il Napoli dorme perché Boniface non va bene a noi, smettiamola con i nigeriani, ancora i nigeriani, non lo so se il Napoli vuole rimpegolarsi in situazioni del genere. Idem, c'è chi ancora è convintissimo che il Napoli sia forte su Lookman e io non me ne renderei conto, non me lo spiegherei il perché andare a spendere 50 milioni per Lookman sull'esterno quando hai l'esigenza della punta, prima di tutto, ti pigli un giocatore che è problematico, un giocatore che va in Coppa d'Africa, un giocatore di 28 anni, un giocatore che ti riporta i nigeriani nei commenti, un giocatore che ha più in questo momento, per come l'ha vissuta lui, per me ha più contro che pro Lookman. Se poi fai questa spesa e non risolvi l'attaccante, non capirei la strategia. Hai preso Lang e non è nemmeno più difensivo di Lang e non lo vedo giocare prima punta, quindi troppe cose che non mi spiegherei per Luke, ma stiamo a vedere, tanto io non è che viene Luke benissimo. Quindi questa è la prima cosa. Quindi se il Milan fa Boniface, il Napoli può andare con più convinzione su Højlund perché queste sono le due squadre che sembrano interessate. Ora però restano in piedi la situazione di Uff, di cui si parla, Elmas ritornata in auge adesso, oggi, in questo momento, Quallu, sempre l'infinita cosa, con Mazzocchi e Zanoli che poi possono andare in uscita. Per Mazzocchi ci hanno fatto sapere di interessamenti di Pisa, Cagliari e io tengo sempre presente il Sassuolo. Quindi avrebbe senso, perché se arriva Elmas devi ragionare ovviamente su chi deve lasciarti e in teoria questo dipende anche dall'infortunio di Lukaku, perché se Lukaku va oltre i 4 mesi, questo ancora non lo sappiamo. Oggi ha scritto Lukaku, mi sento bene, grazie a tutti i messaggi, non vi preoccupate, sono cose che capitano, sciocchezze eccetera eccetera, però già ha detto quando torna. Quindi o fai fuori Lukaku dalle liste per far entrare a uno che può essere Elmas, oppure se te lo tieni devi fare fuori Mazzocchi se ci sono le offerte, altrimenti fai viceversa. E questa è una cosa, quindi questo ci potrebbe risolvere Højlund ovviamente ci risolve tutti i problemi, perché non devi pensare a Dovvik. Io non vi devo spiegare che Dovvik è molto diverso da Lukaku per quello che è stato il suo rendimento e il suo modo di giocare l'anno scorso. Ha garantito dei gol,
Ma questa veramente, non c'è bisogno che io mi accanisca su un'opinione che ho molto tagliente su Dobbik, che è un giocatore che mi piaceva tantissimo, era uno di quelli che, se ne dobbiamo prendere uno, che a me piace, l'attaccante grosso, capiamoci, però per come gioca Conte lo voglio più associativo di Dobbik, che non ha dimostrato di non avere grande dimestichezza col prendo palla, nonostante sia un armadio, i duelli non li vince, ci sono proprio i numeri, ma questo mettiamolo da parte perché può essere che non ci serve parlarne, non voglio influenzare i vostri fantacalci o i miei. Quindi gli altri due nomi che mi erano sfuggiti nel recap generale di ieri erano Mateta e Mitrovic. Mettiamo anche loro da parte perché spese folli tra ingaggi, tra costo del cartellino. Anche Manna si è fatto male. Ma ci hanno fatto sapere facendo jogging, non giocando a calcetto. Le notizie che girano a Napoli, no? Man, stavo perdendo tempo a giocare a calcetto invece di accattare la punta. Ci hanno fatto sapere che faceva jogging ed è importante tenere anche il fisico in un certo modo per avere le energie per... Insomma, io spero che anche da infortunato Manna si possa muovere o che possa fare tutte le cose in remoto o che abbia degli emissari da poter mandare, perché la notizia di Elmas, e qua arriviamo al conquibus di questo video, io faccio un ragionamento, non è la cosa che vorrei io. Partiamo da questo presupposto, altrimenti parte lo shitstorm contro di me, se poi avviene. Vuoi vedere che... E se, what if il Napoli stia pensando, noi non possiamo, non vogliamo, non possiamo fare un investimento, perché il problema di Højlund è lui che vuole l'obbligo. No, se fosse il diritto tu ti prendi il prestito, l'anno prossimo poi decidi se ti è piaciuto o no e non c'è problema. Ma se si muove solo con l'obbligo, vuol dire che il Napoli deve fare una scelta precisa che forse non vuole fare ancora. Se il Napoli sceglie... Ascoltatemi bene, ma non vi arrabbiate. Io lo so che la mia community è pronta ad ascoltare un ragionamento. Altri che possono essere nuovi sul canale mi odieranno tantissimo. Se il Napoli decide, visto che Elmas lo conosci bene e Conte anche lo conosce bene sicuramente, due le possibilità: o il Napoli decide che Elmas all'occorrenza ti può fare anche il falso 9. Calma, vi dovete calmare, lo so che non è il caso, lo so che avete in mente la partita con il Milan dove Elmas fece la punta e non funzionò, vi dovete calmare, stiamo parlando di situazioni di emergenza. O questo, cioè Elmas ti può fare all'occorrenza anche il falso 9 e tu, e questo è logico, hai puntato su Lucca, quindi devi avere il backup di Lucca. Lo so che serve il backup di Lukaku, lo so benissimo, però non puoi nemmeno mortificare Lucca nel momento in cui Lukaku non c'è e Lucca tu l'hai comprato per fare in modo che doveva avere più tempo magari per imparare altre cose. Tu parti con Lucca titolare, ti sei preso Elmas che o è lui che ha individuato come falso 9 oppure ha individuato un Jolly che ti può giocare sulla sinistra nella zona di Lang, ti può giocare a centrocampo, ti può giocare da trequartista e ti giochi tutti gli altri come situazione di emergenza per la punta. Prima situazione possibile che abbiamo visto fare da Conte, KDB, Kevin De Bruyne che fa il regista offensivo, il giocatore che prende il pallone e la smista così. È uno che fa sportellate? No, assolutamente no, ma bisogna adattarsi alla partita e alle situazioni. Partiamo sempre dal presupposto che gioca Lucca, ma tu devi essere pronto anche per farlo rifiatare, anche per non sfiancarlo. Ad un certo punto della partita serve l'altra soluzione. Se non è Elmas fa il jolly degli altri punti, falso 9 Lang, falso 9 KDB, falso 9 Neres, falso 9 Politano, falso 9 Elmas, falso 9 McTominay, falso 9 eccetera eccetera, Ambrosino, backup dei backup. Lo so, non lo potete accettare, lo so, mi rendo conto, non lo potete accettare. Ritorno all'inizio del video, prima che vi infervorate. Højlund, il mio preferito di tutti quelli fatti, visto che non si può arrivare a Zirkzee, Højlund mi va benissimo, molto meglio di Dobbik. Su Dobbik sono tagliente e posso sbagliarmi, ma ho un'idea precisa che mi sono fatta di analisi. Højlund mi va più che bene. Più finalizzatore e meno accentratore, meno aggregatore di gioco di Lukaku, però
Conte non è un fesso che lo fa giocare o come è stato con Vlahovic, no? Che gli costringe a fare una cosa che lui non fa bene. Questo è l'errore che devi fare. Ci si adatta alle caratteristiche dei calciatori, quindi tu ti vai a prendere un giocatore che è il giocatore jolly che poi può muovere le altre cose. A parte tutto, che si faccia Wanlu, che si è fatto Gutierrez, va benissimo, così. Diouf non mi interessa, nemmeno Sissé, nemmeno se viene Elmas, mi sento tranquillo a centrocampo e mi sento anche tranquillo per far crescere Lang con tutta calma. Se poi Elmas significa non prendere la punta, io lo so bene che arriverà lo scatafascio dei commenti contro non è colpa mia, non è colpa mia, non gliel'ho detto io di fare così, io voglio Højlund, ripeto, voglio pigliate Zirkzee, costringe, non è colpa mia, voglio la punta, l'ho detto in 3 video, vi sto solo dicendo come il Napoli potrebbe star ragionando, perché nel momento in cui si fa male Lukaku e arriva un'offerta ufficiale per Elmas, il mio ragionamento di puntini da unire mi porta a fare questa riflessione. Questo è tutto, non ve la prendete contro di me, lasciate il like lo stesso. 1,5 il costo per il prestito, quindi un prestito oneroso, stipendio pagato, il caffè, eccetera, eccetera, gli spostamenti, la macchina, e 11,5 di diritto di riscatto, questo ci ha detto Moretto. Ora, l'offerta ufficiale non significa che loro la accettano, perché potrebbero anche dire no, ma Tinatil, questi soldi a chi li vuoi dare? O ce lo paghi subito il prezzo che vogliamo noi, oppure Elmas non si muove. Potrebbero anche dirlo, che poi i Red Bull non penso che hanno problemi di soldi, eccetera, eccetera. Però questo è il ragionamento che vi volevo fare da New York, Valero Fluido e tutto. Abbiamo raggiunto i 28.000, avete visto sotto? Quindi adesso abbiamo sbloccato il tema Cannavaro e adesso passiamo al 29, che è il livello ASA. Dobbiamo arrivare al 29, poi se vogliamo è anche il livello Pandev, è anche il livello Instro, va poi